Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso, bentornati in una nuova puntata di Rondo Total War, moddato con la Divided Impera, giocato in modalità storica. Siamo nel 193 a.C. Siamo in una situazione un po' in bilico perché abbiamo una guerra civile in atto e una guerra contro i parti che sono particolarmente agguerriti appunto e insomma non è una situazione facile da gestire anche perché come vedete i nemici in Spagna si stanno riarmando, vedete che stanno iniziando a utilizzare i loro fondi per farci dei danni gravi. Noi purtroppo solo adesso siamo riusciti a inviare 2 legioni, però non so se queste 2 legioni riusciranno a, diciamo, ristabilire poi la pace nella Spagna, diciamo in questa porzione della Repubblica, anche se dovremmo chiamarla ex Repubblica oramai. Comunque questa porzione della Repubblica ristabilire un po' l'ordine, difficile. Inoltre vi ricordo che abbiamo la 10ª africana, una delle regioni storiche della Repubblica che abbiamo guidato, purtroppo che si è rivoltata contro. Ora ho dovuto farla raggiungere da 2 altre legioni guidate da generali comunque nuovi, freschi, quindi non sarà facile da far fuori. Per ora ci ha conquistato 2 insediamenti, si è stanziata in questi territori, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Siamo riusciti però in maniera positiva a conquistare l'insediamento di Fasis, insediamento che abbiamo razziato, quindi c'è rimasto, ma auspichiamo che spawneranno presto i ribelli e che lo conquisteranno, non ci vado a spendere neanche delle monete, dei sesterzi. Inoltre, nella scorsa puntata abbiamo sventato un bel attacco alle nostre città, in particolare a quella, scusate, era qui, a quella di Cesifonte, con questa legione guidata da Appio Giulio, neo generale anche lui di Roma, che ha bloccato, diciamo, l'avanzata del nemico, però tra l'altro un'ottima avanzata, vi dico la verità ragazzi, l'abbiamo passata solo perché c'era il ponte, diciamo che ci siamo messi in sicurezza in questa zona, come potete vedere. Da questa parte del ponte loro hanno voluto sfidare Roma e non è vero, scusate, oh ma ce l'ho su, scusatemi. Allora, stavo dicendo, da questa parte del ponte loro hanno voluto sfidare Roma e sono stati castigati. Però è difficile, ragazzi, difficile. A parte che sarebbe anche comodo in realtà metterlo qui, così avremmo la difesa del territorio. Però vabbè, adesso lo lasciamo al di là del ponte. Certo, non avremmo però... No, vabbè, no, cavolate, lo lasciamo di lì, lo lasciamo di lì. Abbiamo la legione settima Concordialis che sta pian piano tornando, sta recuperando un po' le forze e sto valutando effettivamente se attaccare i Seleucidi o no, perché attaccare i Seleucidi significa avere queste regioni in favore, avere queste regioni in favore, potremmo commerciare con queste, insomma, potremmo anche forse commerciare con Armozia che mi ha chiesto più e più volte, più riprese, di diventare sua alleata, insomma, ci sono tante cose che potremmo fare. Allora, però prima di concludere il turno, io direi... allora, andiamo a sabotare un po' l'esercito, tanto ho 400, non costa tanto, vediamo. Ok, gli blocchiamo un po' i movimenti, giusto per rompergli le scatole, non è che... Ok, salita di livello, ottimo. Questo mi aiuta tantissimo. Sovversione, assolutamente, più 10 e poi più capacità di movimento, ottimo. Questa è una bella spia. Con quest'altra spia nord, e poi concludo il turno, andiamo a vedere un po' cosa ci dà il terreno, perché devo vedere come siamo messi. Ok. Ok, giusto per capire se ci sono nemici e quanti. Ma non ci sono, qui c'è una flotta con ammiraglio abbastanza grossa, però noi ce ne freghiamo, ce ne freghiamo. Qui solito insediamento bruciato. Magari torneremo un po' nella direzione... no, vabbè, le lasciamo qua. Nella puntata dopo, in realtà, giusto perché qua l'abbiamo appena saccheggiato, vero? O no?
Non mi ricordo più, ragazzi. Non ricordo, l'ho appena giocato tra l'altro. Non mi ricordo più se l'avevamo saccheggiato appena adesso, ma mi sembra di sì. Sì, eravamo appena tornati indietro, quindi prendiamoci questo momento di pausa dal saccheggio, perché insomma, a parte che l'abbiamo appena saccheggiato non ci dà truppe, però non ha senso andare subito. E niente, qui c'è la solita legione, poraccia, che si sta sparando tutto. Eccola qua. Tutto il deserto. Fortunatamente Roma ha costruito le strade. Però, insomma, la situazione non è delle migliori. Possiamo andare avanti col fine turno, ragazzi. Io vi do il benvenuto in questa nuova puntata. Allora, ci chiede ancora alleanza difensiva. Io non te la posso dare, Ciccio. Cioè, non ti posso dare l'alleanza difensiva, Ciccio. Cioè, non posso proprio. Gode molto nella nostra, diciamo, nella nostra ammirazione. È anche alta, però io... ma cosa faccio? Cioè, cosa ti chiedo in cambio? Cioè, ti posso chiedere dei soldi, però onestamente... Poi un alleato difensivo, cioè mi sembra veramente troppo. Mi sembra... Non ha neanche altri alleati lui. Potrei chiedere di rompere l'accordo commerciale, ma... Ah no, non ha neanche accordi commerciali da rompere. Cioè, se ha solo con me, ha solo me come uomo d'affari, diciamo. Vediamo quanto mi paghi. Darebbe un 6.000, me lo darebbe. Ma io non ho neanche truppe da inviarti. Cioè, ma no, zio, dai, non... Ma non ha senso. Egitto che continua a bazzicare sulle mie città. Vabbè, speriamo bene. Speriamo non si ribelli mai. Oh, mamma mia qua. Bello assembramento di truppe, eh. No, non ci credo. Non ci credo, sono arrivati anche loro. Sono arrivati anche loro. È vero che c'era una... Io me ne ero completamente dimenticato, mi è venuto in mente adesso. Sono arrivati anche loro. C'era un esercito nemico in battaglia. Vediamo adesso questa battaglia qua se la riusciamo a vincere. Ne abbiamo un bel po' di truppe. Vediamo. Ormai sono girati tutta la nostra parte, non ce la faremo mai. Peccato, peccato, perché abbiamo dato una bella resistenza. Maledetta Rodi, maledetta. Ecco, è andata. Peccato, peccato, non male questa nuova tattica. Guardate comunque, cioè, ragazzi, con un esercito di guarnigione, guardate quanti ne abbiamo fatti fuori, tanta roba, 1915, abbiamo avuto molte meno perdite noi. E poi loro sicuramente erano degli uomini più potenti dei nostri. E adesso? Chi gli mandiamo là? Ma porca miseria. E niente, è andata così. Perso miseramente. Ci sta. Allora ragazzi, vi dico... Allora, non voglio farvi vedere questa battaglia perché... Ho deciso di non farvela vedere infine perché è stata abbastanza noiosa. Se non per il fatto che abbiamo provato una nuova tattica che ha funzionato. Ovviamente questa tattica, diciamo, in questo video ha performato particolarmente bene, ma non ve la faccio vedere, me la tengo per una battaglia un po' più bellina, questa tattica qua.
Sappiate che comunque hanno combattuto molto valorosamente questi uomini. Come potete vedere, gliene abbiamo fatti fuori praticamente tutti. Conquistano la città di Side. E non solo, ci portano anche tutte le truppe che hanno. Che disastro, ragazzi. Che disastro. Stiamo perdendo pezzi, signori. Ma ci sta, ragazzi, fa parte del gioco. Comunque la Roma storica non è che comprendeva cioè, i territori, poi li manteneva. C'erano periodi in cui li manteneva, periodi in cui li perdeva. Ci sta, guarda, fa parte del gioco, ragazzi. Fa parte del gioco. Banditismo, disordini, ok. Figlio diventato adulto. Cosa c'era scritto? Scusate, rivolta imminente. Ribellione imminente. Ah, sì, probabilmente sarà l'insediamento quello là. Conflitto degli ordini, quindi un discorso particolarmente emotivo ed eloquente riesce a sviare l'attenzione della plebe su altri argomenti come la guerra, la carestia, tutte robe che ci riguardano. E quegli etruschi insolenti. Ah sì, perché c'è ancora il razzismo verso gli etruschi. La folla si disperde e i patrizi fanno lo stesso, ma senza commentare. Bene, dai, ho fatto un bel discorsetto, tutti contenti. Lealtà dei partiti. Non la finiremo mai questa campagna, lo sapete, ragazzi. Non la finiremo mai, fatemi vedere. Rapporto del furiere, vabbè. Non la finiremo mai questa campagna. Ma ci sta alla fine, ragazzi. Questa qui è una campagna che non vedrete mai su YouTube, in nessun altro canale. Anzi, vi esorto a mettere like. Vi esorto a mettere like. Allora, ragazzi, mi è venuto in mente un piano diabolico. Ma se io convincessi gli egiziani a entrare in guerra contro Rodi? Basta. Ma io ti offro il pagamento. Ti offro 6.000, ti dichiaro patto di non aggressione e ti vorrei anche dare l'accordo commerciale, ma tanto so che a te non piace l'accordo commerciale. Allora non ti do 6.000, ti do tutto che ho, tutto quello che ho, 10.000. Passa. Se tolgo l'accordo commerciale, basta. E allora, mamma mia che rancorosi questi egiziani. Porca miseria, abbiamo perso una provincia, Conside. Tra l'altro non ho neanche costruito niente qua, più un disastro totale. Disastro totale. Beh, ho le armi d'assedio. Disastro totale, siamo alla merce, non abbiamo niente qua. Siamo alla merce Allora andiamo a consolarci con una battaglia che possiamo vincere, dai. Ma porca miseria. Bravo scemo, lo so anch'io che... lo so anch'io, ragazzone. Dai. Facciamoli fuori, facciamo modalità protezione. Fuggiamoci in città che c'è inverno, non fa freddo. E le nostre truppe non sono equipaggiate per l'inverno. Oddio, in realtà sì, perché arrivano dal nord, però. No, la vado a occupare. Chissà come me l'hanno lasciata. Adesso andiamo a controllare. No, dai, abbastanza bene. Abbastanza bene. Prossimo turno andiamo 2 contro 1. Tu poi... Ok, perfetto. Grazie. Vai qui nella parte più alta della città. Gli scudi sì, ce li abbiamo, va bene. 17. Così corto, mamma mia. Questo mi implica che io debba rischiare. Allora, sicuramente ci prendiamo una cavalleria. Un tiro non sarebbe male. Anche loro hanno delle truppe che non sono malissimo, perché... Comunque hanno delle truppe che non sono... Hanno più morale queste, le nostre, e più difesa. Però questi fanno più danno corpo a corpo, per dire. Questi attacco corpo a corpo. Però a me interessa la gittata. La gittata e il danno dei proiettili. Però più o meno sono lì, Questi non sono male, 800. Costano anche di meno, 800. 47 di base, che non è male, 23,90 di portata. Questi quanto a 23,90?
47 morale di base. No, non sono malaccio questi, eh. Sì, hanno qualche... hanno qualche valore in meno, però non sono malissimo, eh. Sì, qualcosina. Vabbè, adesso niente, andiamo avanti con la costruzione della nostra legione. Vediamo un attimo. Io direi prendiamo un'altra legione, un altro manipolo di uomini. Facciamo qualcosa basato un po' più sull'attacco, dai. Che questi non li ho mai usati. Sì, ma sono più forti questi legionari qua. Però questo è un morale 54, eh. E non costa neanche così tanto. Questi uomini nudi. Va bene. Allora, qui i soldi li abbiamo spesi, va bene. Vediamo cosa possiamo fare di qua. Potremmo muoverci adesso. O no? Sì. Ma scusami, ma com'è possibile? Cioè... perché siamo in inverno. Quindi ci vediamo molto astenti. Allora, ci avviciniamo. E ci mettiamo ancora in modalità imboscata. Qui invece il villaggio lo dobbiamo... L'insediamento lo dobbiamo assolutamente prendere. Ok. Queste sono le truppe. Hanno degli armamenti un po' più skillati. Allora questa ce la giochiamo, perché se la faccio giocare al PC 64... Allora, oddio avvocato, io ho 2 artiglierie. Direi che forse non è il caso di farla fare col PC. Non siamo in città, ma loro escono e tentano la sortita. Ok, va bene. Va bene, venite. Allora, iniziamo lo schieramento. Allora. Attenzione allo scossone. Attenzione. Allora, qui ho tanti punti dove mettermi. Potrei mettere addirittura artiglieria qua, solo che poi non avrebbe modalità scampo di fuga, ecco, cioè via di fuga. Vediamo cosa fare. Allora, se la mettiamo qua, mi piacerebbe assai. Qua mi piacerebbe assai perché sparerebbe direttamente sul nemico. Avrebbe anche un minimo di via di fuga. Un minimo, la schieriamo così. Aspetta, un po' più avanti magari sarebbe meglio. Ok, la schieriamo così in modo tale da avere campo libero in avanti. Vediamo tutta la vallata verso il basso, bellissima questa cosa. E poi, però io posso eventualmente, se faccio così, secondo me dovrebbero andare bene uguale. Proviamo così. Un raggio più corto, però secondo me potrebbe esserci un po' più di danno. Allora, cavallerie sono messo bene, quindi le cavallerie arrivano da questo lato e guardano la pianura dall'alto. Secondo me va benissimo così. Allora, quest'altra cavalleria, che è il generale, la mettiamo nascosta qua, che loro non devono sapere dove sta il generale. È nascosta? No, però qua mi dice che è nascosta. Se io la metto qui, è nascosta adesso. Boh, non riesco a capire. Sembrerebbe di no. Vabbè, me ne frego. Metto il generale in bella vista perché Roma non ha bisogno di nascondersi. Vabbè, ma ho questi. Vabbè, ragazzi. Allora, con questi sono una botte di ferro. Mettiamo un po' di artiglieria dietro. Vabbè, allora. Cioè, di tiro, scusate, dietro. Beh, ma con questi è tutta un'altra cosa. Allora, gli mettiamo di fianco così. Qua questi. Qua questi. Che poi scenderanno. Cosa mi rimane? Loro questi grossi li mettiamo... Anzi, sì, li mettiamo qua. Sì, così tappano i buchi a destra e a sinistra. Qui ci sono altri da tiro, li mettiamo qua. E questi sono quelli d'attacco.
li mettiamo sulla frangia più esterna. Io direi che possiamo iniziare. Allora, andiamo subito a disporci in maniera intelligente, o almeno ci proviamo. Loro qua, loro qui. Vedo già l'artiglieria che tira. Bene, benissimo. Ovviamente ci giriamo. Qui c'è una collinetta un po' più alta, li facciamo spostare un po' più di qua. E direi che ci siamo, ragazzi, perché l'artiglieria arriva. Allora, loro arrivano. Allora, aspettate un attimo, per favore. Aspettate che non vi ho ancora... Calmi, 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 calmi. Ok. Allora, vediamo dove li posso far tirare. Dov'è che fanno più danno? Tipo, qui secondo me potrebbero fare un bel danno. Ok. Quindi fermi. Ok, guardate. Danno qui l'abbiamo fatto. Ok, perfetto, un tiro perfetto. Continuiamo allora a fare danno qua. Qui c'è il generale che arriva dal dietro. Mettiamo questi nella boscaglia. Questi non troppo in alto perché devono stare qua. A me questo generale qui mi piasmia, eh. Non mi piace mica. Ok. Allora. Ok, difendetevi. Leggermente più indietro voi, per favore. Anche voi, testuggine. Ok, scorpioni adesso possono tirare qua. Quella l'abbiamo polverizzata, ragazzi. Ok, adesso tirate qua. Voi riuscite? Mica tanto, fanno un po' fatica. Allora tirate su questi. Ok, ci tirano. Mettiamoci più in qua. Ok, qui potremmo addirittura avanzare. Adesso vediamo. Ok, ci tirano, ma noi ce ne freghiamo. Mettiamoci di qua con questi. Beh, lasciateli tirare contro le mie legioni. Non dovremmo avere grandi problematiche. Ok, si sono girati. Ok, stiamo un po' esaurendo le munizioni, però. Ok, adesso arriva il tiro dei nostri. Tira su questi, per favore. Spostatevi. Ok. Zero vittime. Zero vittime. Questi sono sotto tiro. Non lo so. Non voglio vedere. Ok. Ok, questi iniziano ad attaccare. Dai, tirategli Pilum. Ok, arriva anche la cavalleria. Attenzione. Nascondete questi. Chi ha finito le munizioni? Ah, vabbè, dei soldati. Loro. Dai, ci sta. Guarda come scappano i conigli. Adesso potete aprirvi, così gli sparate tutte le vostre... Eccoli qua, i Pilum. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che coordinamento. Partiamo subito all'attacco, perché adesso si sono girati, è il momento buono di partire. È il momentum. È il momentum. Forza avanti. Forza avanti, è il momentum. Attenzione al tiro. Qua. È il momentum. Vai, tutti avanti. Tu rimani un attimino indietro, giusto per... Ok, tutti avanti, forza. Forza ragazzi, però sparate, perché non sparano questi. Ok. Qua, contro questi.
Ok, ottimo. Qua ci stiamo accartocciando su di loro. Benissimo. Attenzione qui alla cavalleria che ci tenta sempre. Ok, anche loro via all'attacco. Attenzione qui alla cavalleria. Ok. Loro hanno terminato, si devono allontanare. Allora qua che ci tentano. Andiamo al generale in estremis, soluzione estrema. Attenzione, tentano di prendere questi dal dietro, ma il nostro generale fa il suo. Ok, di qua, forza. Ok, arriva il generale. Ok. Beh, anche loro. Loro hanno ancora tiro. Però basta, fermatevi perché se no c'è il rischio che mi facciate male. Portatemi magari qua, che avete una visuale migliore. Ok, qui è fatta, perfetto, sono collassati, ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Ok, terminiamo la battaglia, perfetto. Bella, bella anche questa, 79 perdite, un po' più di perdite. Ma probabilmente anche dovute un po' al tiro, un po' al fatto che gli ho buttato dentro gli uomini, questi qui, con la lancia, scusate, con la picca. E che non hanno proprio il massimo di difesa. Ok, perfetto ragazzi. Prima riconquista in terra, come si dice, dei nostri separatisti. Perfetto, abbiamo ristabilito almeno a nord. Perfetto, tra l'altro anche le truppe abbiamo. Ottimo. Ottimo, le truppe, perfetto. Ok, quindi abbiamo, diciamo, ristabilito un po' l'entrata nella parte nord. Qui abbiamo comunque una trappola. A breve scenderemo, sperando che non passino per Numantia. Anzi, a proposito, Numantia. Ma accordo commerciale moderato, vediamo. Allora, facciamo un accordo commerciale e ti pago. Ok, perfetto, perché l'accordo commerciale mi dovrebbe dare modo, esatto, di vedere un po' il terreno. E questo mi aiuta sicuramente a evitare scontri, a evitare comunque conflitti con il nemico. Ottimo. Poi preso questo riesco a vedere, diciamo, questa porzione. Saguntum sarà su... Oddio, vi ricordate ragazzi tutta la campagna che siamo fatti su Saguntum per prendere Cartago e Toletum? Vi ricordate questo impasse incredibile che c'è stato, che c'era capitato? Mamma mia ragazzi, non finiva più. Ve lo ricordate? Io me lo ricordo molto bene. Me lo ricordo molto bene. Allora, qui facciamo esperienza navi agenti o reintegro unità. Ma io potrei essere anche per reintegro delle unità. Però anche esperienza dei nuovi agenti potrebbe essere interessante. No, dai, però potremmo fare latrine. No, però scusate, che cavolo faccio? Ho troppi pochi soldi. Allora, poi mi sono un po' perso, scusate. Allora, andiamo qua, attacchiamo la nave, vediamo come sono messi, perché secondo me il fatto che stiano soffrendo l'ammiraglio è un ammiraglio debole. Ero vicino alla città, adesso non sono più vicino alla città. Vediamo. Dai, vediamo, proviamo. Così facciamo un po' di esperienza, tanto è tutto mare nostro, quindi voilà, perfetto. Facciamo un po' di esperienza. Aggressione, così li tiriamo giù. Ok, ottimo. Guarda qui la mia legione. Allora, li schiavizziamo. Perfetto. Te ne torni però qui ad Alessandria. Ok, poi tu continui questa traversata infinita, mamma mia, poracci. Ti porti qui per favore.
Il mio prossimo comando è... belli questi. Cos'è, sono i Numidi? Guardate quante formazioni hanno questi. Wow. Hanno tantissime formazioni, sono molto più veloci. Non hanno munizioni. No, scusate, sono qua. Sì, sono corpo a corpo. Sì, vabbè, non sono proprio fortissimi. Però potremmo pensarci. Potremmo pensarci. Allora. Ok, Cartago c'è una caserma. Allora, poi. Piacerebbe potenziare anche tutte queste caserme, ma come faccio a potenziarle? Piccolo problema. Loro sono... Ok, loro si sono ristabiliti. Allora. O dichiariamo guerra e se le uccidi. Dichiariamo guerra. E farebbe piacere a tanti di loro. A tanti di loro farebbe piacere. Dichiarare guerra e se le uccidi. Tipo, se io dico... Allora, partecipa alla guerra contro i se le uccidi. Tu partecipi contro la partia moderata. E se io ti... Moderata. Allora, moderata. Potremmo convertire questa cosa. Anche perché loro sono navi. Mi sembra che siano... Perché io devo conquistarla questa zona. Cioè deve essere di Roma. Queste no. Quindi io potrei lasciarmele. E sperare che loro due mi difendano. Lasciandola senza copertura. Tra l'altro è l'unica che ci manca per concludere il quadro. E poter magari portare la romanizzazione. Tra l'altro con un colpo ci arrivo. Signori, cosa facciamo qua? Lo facciamo sì. Lo facciamo sì. Quanto denaro ci porta il commercio con loro? 870, neanche tantissimo. Perché non farlo? Mi viene da dire, perché non farlo? Non lo so. Non lo so. Allora, qui intanto questa legione... Ok, qui c'è incendi, scoppiano, rivolte, cose, ma a me non interessa. Andiamo ad Artaxa. Cerchiamo di fare un po' di denaro. Ok, loro non sono messi benissimo. Fate vedere risoluzione automatica 84. Ma sì, 84 va bene, dai, è accettabile. L'ennesima distruzione di questa città. Andiamo a saccheggiare. Prima o poi si ribellerà, io dico. Torniamo indietro. Probabilmente non si aspettavano un attacco in pieno inverno. Peccato che non riesco a recuperare. Magari faccio una rotazione. Prendo la Italica, la porto giù. Prossimo turno. E prendo la Marzia e la porto su. In modo tale che la Italica si riposi. Perché ha bisogno di recuperare le truppe. Tra l'altro la porto qui. Che ad Amasia è messa abbastanza bene. Allora, qua ragazzi, c'è questo problema qui. Che Rodi mi dà delle problematiche. Ah, tra l'altro potrei usare... vabbè, ce ne ho un po' qua, quindi potrei fare quinquereme da tiro, quadrireme d'assalto. Si prende un'altra artiglieria. Quinquereme da tiro. Dai, ce ne prendiamo due. Spendiamo l'imposto i soldi. Qui abbiamo recuperato la città. Ce ne stiamo belli e tranquilli. Ok. Qui i rifornimenti sono buoni. Allora, possiamo... Io direi potremmo... Effettivamente potremmo adesso
migliora. Ma cosa sta succedendo qua? Ma cosa sta succedendo? Si sentono sotto attacco, si sentono minacciati. Allora, potremmo effettivamente qui iniziare a potenziare i nostri, il nostro campo dei manipoli. Qua potrebbero esserci delle problematiche. Facciamo la fontana e non se ne parla più. Iconium dov'è? Ah, Iconium subito dopo. Vabbè. Vabbè, facciamo così. Io sarei anche disposto a tenermi le truppe, cioè, a evitare che... teniamoci un po' di cavalleria. A evitare che... cioè, tenermi i soldi, senza rimpiazzarli, però... Ce li ho. Caran abbastanza bene. Allora, vediamo. Produttive non mi interessa. Produttive, mineraria o produttiva? Manifatturiera. Andiamo a fare solo attività mineraria. Facciamo una miniera. Allora, dai, va bene così. Direi che comunque adesso l'oro inizia ad abbondare qualcosina. Abbiamo ripreso parte, diciamo che è iniziata la riconquista della Spagna. Vediamo, perché in base alle truppe che loro schierano, vedremo. Comunque già il fatto di aver preso questo è buono, perché evitiamo che ci sia troppo un dilagare. Nel caso estremo tiro giù questa legione, però sarebbe proprio il caso estremo proprio. Già se riesco a prendermi Tarraco con questa legione, poi risalgo e vado a prendermi Toletum. Secondo me già è un buon confinamento del nemico. Poi è chiaro, può sempre passare di qua, però ragazzi, queste legioni ci sono quelle sotto che potrebbero tranquillamente risalire. E vediamo un attimo. Quelle sotto ci sono. Manca questa che si sta facendo la traversata di tutto il canale. Speriamo bene. Va bene, dai signori. Grazie per essere rimasti con me come sempre. Spero vi sia piaciuta questa puntata come al solito. E noi ci vediamo per un prossimo gameplay. Mi raccomando, mi piace. E oltre ai mi piace anche un commento mi aiuta sempre con la campagna a spingerla. Grazie per essere rimasti con me. E noi ci vediamo a una prossima puntata. Ciao ragazzi.